Il futuro in Europa è nelle grandi aree metropolitane, una scommessa sulla quale puntano Flavio Zanonato, sindaco di Padova, e Mirko Gastaldon di Cadoneghe, che intendono aggregarsi al più presto con la città lagunare. Anche le terme euganee puntano a diventare nel prossimo futuro le terme di Venezia. È un progetto che noi abbiamo già ancora quando ero sindaco a Montegrotto del 2001 e perché riteniamo che Venezia sia sicuramente un valore aggiunto. Oggi nel mondo le prime 3 città vedono al primo posto 2 città italiane che sono proprio Roma e Venezia, quindi riteniamo che comunque sotto il profilo turistico sia un passo enorme per quello che possa essere la promozione, il collegamento e la ricezione all'interno del territorio. Quando ci si porta su questi mercati, ci si propone in questo modo, non solo si devono avere nuovi prodotti, un nuovo linguaggio cosiddetto termale, ma bisogna anche presentarsi come l'eccellenza di tutto il territorio allargato e in questo senso le terme di Venezia siamo noi. Per i comuni interessati i tempi sono stretti. L'aggregazione all'area metropolitana di Venezia dovrà essere votata dai rispettivi consigli comunali entro il 31 ottobre. Convocheremo un consiglio d'urgenza e quindi entro il 31 ce la faremo sicuramente. Sarà una cosa fatta di concerto e questa è una grande operazione che sicuramente andrà a sconvolgere anche scenari, diciamo, a livello regionale.